Vabbè, quindi... Sì, ci mancherebbe. Allora, buongiorno a tutti, questa è la mia prima conferenza stampa in questo luogo e questa prima conferenza stampa qui coincide con una promessa che avevamo fatto al primo discorso di insediamento in Consiglio regionale, che era legata al fatto che entro i primi 6 mesi da quella data avremmo depositato e successivamente approvato una proposta di legge sui caregiver. Quindi oggi per me è un orgoglio essere qui, aver firmato questa proposta di legge insieme ovviamente al consigliere Luisetto che aveva lavorato su questo testo nella scorsa legislatura. Credo che ci siano dei temi su cui la politica debba fare squadra, debba comprendere che conta di più portare a casa il risultato che intestarsi il risultato. Ovviamente ho dato il mio contributo personale alla questione, tema su cui peraltro io ero intervenuto anche da parlamentare. Era la mia prima proposta di legge da parlamentare appena 25enne e oggi per me è un'emozione poterla rendere in realtà qui in questa meravigliosa regione e soprattutto di poter nel corso del tempo ovviamente riuscire a far sì che questa legge sia sempre più effettiva e soprattutto possa trovare efficacia concreta, e su questo ringrazio anche il consigliere Manildo e ringrazio ovviamente l'assessore Roma che ha lavorato a pieno titolo sul tema. È stato il primo tema che io le ho assegnato da presidente di regione e so che non farà mancare il supporto attivo da parte dell'assessorato per far sì che questa legge poi abbia efficacia, perché poi la vera sfida sarà far sì che questa legge possa trovare un'efficacia concreta nella vita di tutti i giorni di chi si prende cura di un familiare. Abbiamo anche, dopo lo diranno ampiamente, quindi io non anticipo ovviamente tutti i contenuti della proposta di legge, però abbiamo preso anche in considerazione le diverse fasi della vita di un caregiver, perché spesso si pensa alla figura del caregiver non associata magari anche a un'età giovane, invece ci sono tantissimi giovani caregiver. Io ero partito all'epoca proprio dagli studenti caregiver che ovviamente avevano degli obblighi nel loro percorso universitario e che questa legge ovviamente guarda anche con particolare attenzione per garantire anche a loro magari dei percorsi agevolati e perché no anche dei percorsi di welfare aziendale, così come ovviamente per i caregiver lavoratori e così via. Io ovviamente poi lascio la parola agli altri relatori per quanto riguarda il testo del disegno di legge, però ci tenevo ovviamente a ribadire l'importanza che per la Regione del Veneto questo tema riveste, penso di averlo dimostrato, ma sono convinto che su questo, facendo squadra, non sarà una sfida facile, perché ovviamente è giusto dirlo, però è una sfida che vinceremo e sono convinto che con l'aiuto di tutti, a partire dagli amministratori locali, perché poi questa legge, il cuore di questa legge è l'integrazione del caregiver nella rete dei servizi, potrà fare la differenza e su questo io mi impegnerò in prima persona, così come ho detto, anche sindaco, da ex sindaco di un ente locale e ovviamente avendo bene in testa quali siano le urgenze e le esigenze che oggi gli enti locali hanno anche nella rivoluzione degli ATS, di cui sicuramente farà menzione poi l'assessore Roma. Io vi ringrazio, ora ho anche il compito di dare la parola e quindi lascio la parola al consigliere, presidente del gruppo Giovanni Manildo. Grazie, sono anch'io molto contento della conferenza stampa di oggi e del passo che insieme stiamo facendo. Fin dall'inizio di questa legislatura, nel mio ruolo di capogruppo del Partito Democratico e portavoce delle minoranze, sono sempre stato guidato da una convinzione: il modo giusto di fare opposizione è quello di avanzare proposte per contribuire in modo concreto al cambiamento, non quello di erigere barricate
che spesso si rivelano pretestuose e molto spesso autoreferenziali, non vedono i veri bisogni della gente. Tra i nostri compiti c'è sicuramente quello di vigilare con rigore sulle azioni politiche e amministrative e le scelte di chi governa la regione. Il Presidente Stefani non deve essere troppo tranquillo, la nostra opposizione è sicuramente radicale e sarà fatta coerente con i nostri principi laddove sia necessario farlo. Ma non vogliamo limitarci a questo, abbiamo le capacità di elaborare politiche e progettualità e vogliamo che si trasformino in provvedimenti concreti. Come nel caso della proposta sui caregiver, su cui molto ha lavorato la consigliere Chiara Luisetto, che ringrazio tantissimo per il lavoro che ha fatto. Attraverso la discussione, il confronto, gli accordi con la maggioranza, quando necessario, nell'interesse generale dei cittadini della nostra regione, penso che insieme possiamo fare dei grandi passi. Per questo oggi è grandissima la soddisfazione personale di noi tutti, perché pensiamo tutti di aver fatto qualcosa di buono e importante per le politiche sociali e assistenziali del Veneto. Siccome poi bisogna sempre pensare ai prossimi passi, la nostra volontà è quella di andare avanti su questa strada. Ci sono molti temi a cui dobbiamo dare delle risposte ai cittadini. Penso che prioritario su tutti sia quello delle politiche del lavoro, che ritengo rappresenti una priorità da mettere in cima e in agenda delle cose da fare, e penso che su questo la proposità forte del nostro gruppo consigliare, dell'intergruppo, sarà assolutamente preziosa in un lavoro che vedo necessario fare insieme alla maggioranza. Mi fermo perché sono anch'io curioso di ascoltare la Chiara Luisetto, la Paola Roma, che interverranno dopo e entreranno di più sul merito del provvedimento. Oggi per noi comunque è un giorno molto importante di cui siamo assolutamente fieri. Do la parola alla consigliera Chiara Luisetto. Buongiorno a tutte e tutti, grazie Presidente, grazie anche al capogruppo e grazie all'assessore Roma e a tutti i presenti. È stata la prima proposta di legge del Presidente ed è stata anche la mia prima proposta di legge 2 anni e mezzo fa, quindi questa attenzione per la cura in questo momento credo sia quel che ci accomuna nel presentare oggi questo progetto di legge. Per me è una sfida importante, quella di provare a entrare nella solitudine delle case delle persone, dove la cura spesso si consuma, non solo si costruisce. Spesso infatti la vita di chi sceglie o deve per necessità fare il caregiver è una vita silenziosa, e con questo provvedimento io credo vogliamo andare nella direzione di rompere quel silenzio e iniziare a riconoscere diritti, valore e senso pubblico, sociale, ad una figura che non può essere considerata soltanto un attore domestico della cura. Stiamo parlando dei caregiver, le persone che si prendono cura di una persona cara fragile, non autosufficiente, in condizioni di non occuparsi di se stessa, e lo fanno per ragioni affettive, perché da sempre magari hanno un figlio, un genitore e molte volte anche entrambi di cui doversi occupare, o un vicino di casa di cui si occupano magari da tanti anni. Questo disegno, che fa una C, è stato realizzato da Alessandro Padrin, un ragazzo nello spettro autistico che ha un po' collaborato quando qualche tempo fa abbiamo iniziato a ragionare di caregiver, ha voluto fare questa bella copertina. Vi do alcuni dati. In Italia, dall'ultima stima Istat, sono 8 milioni i caregiver. Di questi, il 19,2% sono donne tra i 15 e i 64 anni e il 13% sono uomini. Nella fascia delle donne, la prevalente è tra i 40 e i 60, la cosiddetta generazione sandwich, schiacciata tra il lavoro di cura in famiglia e il tentativo di mantenere una professione o di sviluppare una vita professionale soddisfacente. Di questi anche quasi 2 milioni, 1.700.000 sono ultra 60enni, ultra 65enni caregiver, quindi persone di una certa età che si occupano magari di una moglie, di un marito, di una persona cara fragile.
In questo quadro, quello che sappiamo, abbiamo una stima in Veneto di quanti possono essere, sono circa 600.000, ma proprio anche all'interno di questo provvedimento c'è la previsione di un monitoraggio, di una crescita nella consapevolezza dei dati, di ciò che succede, per capire come governare il fenomeno, come poter essere davvero di sostegno. Se non si hanno i dati, spesso non si sa capire la dimensione del problema e della necessità. Quindi stimiamo che siano 600.000. Da uno studio fatto un paio d'anni fa dalla FNP CISL, sappiamo anche che più della metà di loro ha avuto nel percorso di cura un peggioramento della propria salute mentale e quasi la metà un peggioramento della propria salute fisica. Che cosa fa il caregiver? Lo vediamo, ma insomma assiste e cura la persona nel suo ambiente domestico, concorre al suo benessere psicofisico, presta aiuto nella mobilità e nelle attività necessarie alla vita quotidiana, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema sociosanitario. Non si sostituisce, attenzione, non deve avere ruoli che non gli competono, però dobbiamo vedere i caregiver per poterli sostenere e dobbiamo permettere, come diceva prima il Presidente, che si integrino nel sistema dei servizi, abbiano una voce negli strumenti di cura. Lo dico e cerco anche di velocizzare, lo dico perché non esiste una prospettiva che non giustifichi il vedere, il considerare, il dare diritti ai caregiver. Spesso si vede gli ausili, le necessità, sono tutte della persona fragile, ma perché la persona fragile sia pienamente cittadina, noi dobbiamo considerare questo anello importantissimo della catena di cura. In Veneto, sempre dallo studio effettuato un paio d'anni fa, queste sono le principali richieste che i caregiver fanno, quindi poter avere una rete, scambiare esperienze, un supporto psicologico reale. Quante persone che si prendono cura di una persona cara dicono io non ce la faccio più, sto scoppiando, sono esaurito. Il supporto psicologico diventa fondamentale. Le ore di sollievo, quindi interventi concreti che vadano in caso di necessità programmate o in emergenza a sostituire il caregiver se si ammala, se ha delle necessità, in modo che abbia la sicurezza che la propria persona cara è in buone mani. La formazione e l'informazione, sono andata a ritroso per complessità. La formazione non per sostituirsi ai servizi, ma perché nell'emergenza quotidiana io devo sapere come reagire, e l'informazione perché è necessario essere parte del sistema. Il provvedimento, e dico velocemente, prevede una serie di aspetti. Certamente il riconoscimento del valore di cui abbiamo parlato prima, la specifica attenzione ai caregiver giovani, e qui anche il Presidente ha dato veramente un contributo diretto al miglioramento e all'arricchimento del provvedimento, e al tema del riconoscimento delle competenze, dei crediti formativi e della flessibilità nell'orario scolastico. Sappiamo che non parliamo di assistenti familiari o di badanti, ma di cura non professionale, che però diventa professionale nell'esperienza e sul campo. Che cosa fa il progetto di legge? Coinvolge Regione, ATS e ULS in una rete che appunto informa, forma, dà supporto ed è presente. Non si tratta di bonus economici che arrivano e vanno, si tratta di una rete di servizi che gira attorno al caregiver, che non si senta più solo. Il caregiver ha anche un ruolo nella definizione del piano assistenziale della persona e partecipa alle decisioni assistenziali. Gli vengono riconosciute le competenze. C'è un lavoro importante, lo ha voluto in particolar modo l'assessore Roma, assieme a Veneto Lavoro, per il riconoscimento e una specifica certificazione delle competenze nel momento in cui ci si reinserisce o ci si inserisce di nuovo, dopo magari un lungo periodo in cui ci si è presi cura, nel mondo del lavoro. Quindi un'attenzione a questo. E poi le risorse e gli strumenti. Dalla prescrizione sociale alle azioni di welfare territoriale e aziendale, la Regione diventa uno strumento fondamentale di costruzione di un percorso di attenzione. E chiudo parlando appunto del fondo. L'idea è quella di costituire un fondo, è previsto all'interno della legge, che verrà alimentato in base, speriamo, alle risorse crescenti e che si accompagna al lavoro del tavolo permanente per i caregiver, dove buone pratiche, difficoltà, esigenze, monitoraggio della situazione si sposano per dare la cura migliore possibile.
Chiudo. Oggi è un giorno molto importante, firmiamo assieme questo provvedimento, non è un traguardo, io credo, scontato dopo anche 3 anni di lavoro, e in questo ultimo periodo, nei mesi di confronto e di arricchimento, credo sia davvero un provvedimento importante, e spero che nel proseguo dei mesi e delle settimane magari possa vedere luce la legge il prima possibile. Ringrazio ancora il Presidente Stefani per aver capito, condiviso e sostenuto questo progetto, e l'assessore Roma, perché nel diretto confronto abbiamo modificato più volte alcuni aspetti per renderli migliori possibili. Ringrazio anche il nostro capogruppo e tutti i colleghi e le colleghe presenti. Penso che la questione centrale sia che la cura da domestica deve diventare una corresponsabilità sociale, e oggi io credo facciamo un passo avanti in questa direzione. Grazie. Allora, grazie consigliere, e ovviamente questo provvedimento è nella sua fase genetica, e quindi ci sarà ovviamente poi in commissione la possibilità di audizioni, di ascoltare, di formulare anche magari meglio, di introdurre nuove fattispecie, e ovviamente con il coinvolgimento delle associazioni del caso. Qui c'è l'assessore Roma, a cui lascio la parola. Ci tengo a dire che ovviamente, come ha già ribadito la consigliere Luisetto, ciascuno ha portato il proprio contributo, e secondo me far politica significa anche e soprattutto questo, no? Io ho avuto un contributo sull'aspetto giovanile, perché magari quell'aspetto è un aspetto che ho vissuto, abbiamo vissuto, ho avuto magari compagni che l'hanno vissuto. L'assessore sul lato di Veneto Lavoro, che ha fortemente voluto, e così via. Ognuno dà, possiamo dire, il proprio contributo sulla base della propria esperienza di vita, sulla base di una legge che in realtà, di una proposta di legge che in realtà già esisteva, e credo che sia questo il modo migliore per affrontare queste sfide, che sono sfide di tutti e riguardano tutti gli enti locali, peraltro, e quindi credo che anche su questo dovremo fare un grande lavoro. Assessore Roma, prego, la parola a lei. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio il Presidente per l'opportunità, la consigliera Luisetto e il capogruppo Manildo, e ringrazio tutti voi oggi. In particolare proprio perché, come sapete, anche il disegno di legge nazionale ha permesso, proprio in un comma che abbiamo condiviso con le regioni, di avere l'opportunità che ogni regione possa assumere le proprie decisioni, e questo è stato fortemente voluto da tutti, e il Ministro Locatelli ha permesso che ci siano appunto queste specificità. In effetti i 3 punti su cui siamo andati proprio ad individuare che non ci fossero delle situazioni di incompatibilità col provvedimento che ora è in discussione a livello nazionale, ma che dessimo un'opportunità sia dal punto di vista chiaramente della certificazione delle competenze che questa persona ha in un periodo particolare della propria vita, nell'opportunità anche di formarlo. Gli ATS, le aziende sanitarie sono fondamentali in questo, infatti questo progetto di legge è a larghe maglie in questo, perché permette anche agli ATS di avere un ruolo centrale proprio nella loro esplicazione che stanno avendo, e quindi potranno chiaramente dare voce alle loro opportunità e alle loro opportunità nel territorio, anche attraverso il terzo settore e le associazioni. Alcune delle esigenze che c'erano già state dimostrate anche nei tavoli degli ATS, anche dalle parti sindacali, dal terzo settore e dall'associazionismo, sono state già immediatamente prese in considerazione, proprio perché quelle che erano già arrivate come richieste abbiamo cercato già di metterle all'interno e a sistema, ma credo che anche l'opportunità di inserire questo tipo di lavoro per la specificità stessa anche nella parte della prescrizione sociale è una cosa che ci permetterà, proprio con il protocollo appena siglato dal Ministero delle politiche legate alla salute, ma anche alla parte della cultura, di arrivare a quel decreto che già la Regione Veneto aveva fatto nel 2025, e permetterà, attraverso la prescrizione sociale, di dare anche le opportunità legate ai caregiver e anche alla persona stessa, con la parte di prescrizione che può seguire sia la parte dello sport, la parte dell'attività legata alla cultura, all'arte, alla musica, e insomma in più generale modalità anche rispetto a quello che il terzo settore e l'associazionismo fa. Chiaramente ci sarà maniera e modo anche di poterci confrontare anche per integrare questo, ma voglio dire anche che l'opportunità di certificare queste competenze va anche a riscoprire quello che queste persone
possono anche ritornare a fare dopo un periodo inserite all'interno del mondo lavorativo, e che anche attraverso i contributi e la contribuzione dell'INPS possono essere delle opportunità di lavoro anche per loro, ma anche per quei giovani che seguono le persone anziane, ma anche per quelle famiglie, papà e mamma, che seguono il giovane e che quindi hanno tutta l'opportunità poi, in alcuni casi, alcuni devono lasciare il lavoro, di poter essere reintegrati anche con una certificazione delle competenze, e tutta la rete permetterà a questa persona di avere le informazioni più utili rispetto ai servizi. Abbiamo concentrato molto in questo, nell'opportunità che le persone conoscano quali sono i numeri di telefono, a chi si devono rivolgere e come operare in stretto contatto, in maniera che nel momento del bisogno abbiano delle opportunità di lavorare in questo, e per questo centrali sono gli ATS. Io ringrazio per questa opportunità il Presidente, proprio per poter anche inserire questa parte e andare anche rispetto alla normativa nazionale con i colleghi delle altre regioni in un ampliamento anche della proposta nei loro confronti. Grazie. Grazie Assessore. Ora lascio la parola al capogruppo consigliere Riccardo Barbisà. Grazie a tutti, buongiorno a tutti. Devo dire che è un'esperienza particolare quella che stiamo facendo. Un po' di anni che faccio politica ed è la prima volta che assisto a una cosa di questo genere. Sono particolarmente contento di vedere che su alcuni temi vi è una possibilità non solo di intravedere gli stessi bisogni, ma anche di cercare insieme le stesse soluzioni, perché certi bisogni è chiaro che tutte le parti politiche li comprendono e diventano sempre più evidenti nella nostra società. Però sapete, la politica di solito si crede che sia dare a ognuno la propria risposta ad una particolare esigenza. Tutti riconosciamo l'esigenza, però io do questa risposta, tu dai quest'altra. Oggi devo dire io sono anche sorpreso, favorevolmente sorpreso e molto contento di questo modo di svolgere il nostro ruolo, il nostro mandato. Ringrazio la consigliera Luisetto, il presidente Stefani, che hanno inaugurato questo modo di intenderci che supera barriere. Forse aveva bisogno di tempi di maturazione e i tempi sono oggi maturati. Sia i tempi di maturazione dal momento del deposito del progetto di legge della consigliera, sia nelle nostre menti di capire che c'è un altro modo di fare politica. E quindi io assicuro da parte del nostro gruppo un celere lavoro in commissione, che questo vuol dire che non sia un lavoro approfondito, un lavoro che possa coinvolgere persone, enti nelle audizioni, accogliere altri emendamenti da parte di consiglieri di altri gruppi certamente, però un lavoro celere, ordinato, soprattutto sereno, ecco, quello che i cittadini vogliono vedere in noi, unità, non ci hanno mandato qui per fare i galli nel pollaio. Permettetemi di dire, l'abbiamo un pochino, credo che i colleghi anche dell'opposizione, ma vedo anche i colleghi di maggioranza mi possano ben testimoniare il fatto che questo clima l'abbiamo anche respirato durante il DEF, durante il bilancio, ognuno nelle proprie posizioni, ognuno con i propri emendamenti, ognuno con le proprie visioni del mondo, però abbiamo riconosciuto noi che tante buone cose erano proposte. Mi pare che i toni dell'opposizione siano stati quelli di chi comunque aveva trovato dei documenti che centravano quelli che sono le necessità e i problemi dei veneti. Su questi abbiamo costruito un DEF e poi un bilancio che non ci ha visto litigare, ci ha fatto rimanere certo su posizioni diverse, ma che ha dato la possibilità anche ai cittadini di far vedere che ci sono dei rappresentanti delle istituzioni che cercano soluzioni
soluzioni, che si confrontano, che non sempre la pensano allo stesso modo, ma che non hanno la necessità di farsi vedere da una parte o dall'altra schierati, ma tutti dalla stessa parte dei veneti. Per quanto mi riguarda, io dico solo una cosa. Intanto da consigliere accolgo molto favorevolmente la clausola valutativa. La clausola valutativa e poi il ritorno in commissione di quelli che sono i dati. Potrà essere l'occasione per migliorare la legge, rivederla, accogliere ulteriori spunti, e questo così nella mia funzione di consigliere, ecco, ne sono poi componente della 5ª commissione, ne sono particolarmente felice. E altrettanto devo dire una cosa, mi permetto di dire, di prendermi avanti. La legge ha una dotazione finanziaria di 1.050.000, giusto? E noi abbiamo vissuto tempi di bilancio molto particolari. Abbiamo delle dotazioni del Consiglio che non so se riusciremo a spendere nell'anno, perché avendo fatto il bilancio tra marzo e aprile, le leggi del Consiglio sono state ferme e abbiamo anche la possibilità di valutare insieme se vi saranno risorse aggiuntive. Questo lo decideremo insieme con tutti i consiglieri, vedremo magari quando ci sarà l'assestamento come saranno queste cifre, e vedere se magari anche solo per un'annualità vi sarà la possibilità di aumentarle, ovviamente nella compatibilità di quelle che è il bilancio del Consiglio regionale. Io vi ringrazio e spero che condividiate con me tutti, anche gli organi di informazione, questa mia grande soddisfazione. Ringrazio il Presidente Stefani perché ci ha stupito quel primo giorno di Consiglio regionale nel quale ha fatto sorgere l'invidia di tanti altri consiglieri quando ha nominato la consigliera Luisetto, però si vede che la consigliera se l'è meritato, e quindi oggi qui siamo a celebrare i meriti dell'uno, dell'altro e di tutta una squadra. Grazie. Grazie, accolgo con favore che anche i gruppi consigliari faranno la loro parte, ovviamente la Giunta poi farà la parte principale, però insomma è giusto che i gruppi consigliari su alcuni temi possano trovare delle sinergie e poter aiutare anche da questo punto di vista. Mi pare che adesso possiamo procedere con la firma. Firmiamo qua? Sì, ce l'ho io. Ce l'ho. Un attimo solo. Dove firmi? Adesso, se consentite, la firmo anch'io. Consentiamo, Presidente. Facciamo una foto qua davanti magari.